Il mito di Dioniso sarebbe stato fatto conoscere a tutta la modernità da uno dei più grandi filosofi che avrebbe segnato in modo indelebile il Novecento, Friedrich Nietzsche. Nietzsche fa diventare il mito di Dioniso qualcosa che ormai è entrato nella pelle, nella carne dell'uomo moderno, contemporaneo. Perché da giovane Nietzsche, nel 1876, scrive un'operetta, La nascita della tragedia, che sarebbe diventato un punto centrale, imprescindibile per tutta la cultura novecentesca. In quest'opera il giovane Nietzsche, filologo, filosofo, ci offre una reinterpretazione molto originale, certamente, ma straordinaria, del mito di Dioniso. Nietzsche scrive quest'opera stimolato, spinto a farlo da un grande musicista, il suo idolo di quegli anni giovanili, Richard Wagner, e scrive quest'operetta dove identifica il dionisiaco proprio con lo spirito della musica. Nietzsche ci racconta che il mito di Dioniso si sarebbe, come dire, intrecciato, indissolubilmente intrecciato con un'altra figura, Apollo. Il mondo greco arcaico, appunto i greci dell'età tragica, per Nietzsche avrebbe saputo costruire una perfetta armonia tra Dioniso e Apollo. Dioniso, il dio dell'ebbrezza, il dio della vita, del vino, legato quindi a tutti gli impulsi primordiali, naturali, che spingono l'essere umano all'eccesso, che provengono dal profondo, dall'oscurità, racchiusa dalla zoe, dalla natura indeterminata. Questa divinità ha bisogno per Nietzsche di un contraltare, Apollo, che è la divinità invece della scultura, dell'armonia, della forma, dell'apparire, della luce. Dioniso invece è la divinità dell'oscurità. Nietzsche dice, ecco, la tragedia greca è la prima grande, forse anche l'ultima grande forma d'arte in cui questi due principi antitetici convivono e trovano una perfetta armonizzazione. Però Nietzsche anche accuserà il mondo greco di aver tradito questa originaria sua natura, e questo tradimento sarebbe stato reso possibile dalla filosofia di Socrate e dal tragediografo Euripide, che con Socrate, per Nietzsche, avrebbero, come dire, condotto la Grecia alla decadenza, a far prevalere, cioè, l'Apollinio, la forma olimpica, la forma aurea dell'arte greca che tutti conosciamo, che però mano a mano avrebbe dimenticato questa origine animale, selvaggia, di una divinità inquietante, ambivalente, perché è importante ricordare che Dioniso viene rappresentato in forme contrapposte. Nella pittura vascolare, per esempio, Dioniso è spesso rappresentato come un essere inquietante, irsuto, mostruoso, metà animale, metà umano, mentre nelle Baccanti di Euripide, straordinaria rappresentazione di questa divinità, viene rappresentato come un fanciullino efebico, effeminato, dai riccioli biondi. Quindi una divinità doppia, perché Dioniso esprime quella che per Nietzsche era l'ambivalenza, l'ambiguità, la doppiezza dello spirito creatore artistico, che attraverso la potenza della musica, che guarda caso è una forma d'arte che non ha parola, che non ha linguaggio, che non è destinata a cristallizzarsi nel concetto, nell'idea, che irrigidiscono quello che è il principio vitale. Ecco, vede nella musica questa capacità di scatenare, di rompere gli argini, di far emergere una vita rispetto alla quale tutte le forme di rappresentazione e di individuazione sono in qualche misura delle mere immagini. Dioniso, quindi il principio vitale, Apollo l'immagine, senza la quale, peraltro, Dioniso non potrebbe neppure esprimersi, perché se non avesse un'immagine, un contorno definito da rompere, da infrangere, Dioniso non potrebbe neppure manifestarsi. Nietzsche capisce questa, come dire, ambivalenza, questa doppiezza che va tenuta ferma, mentre poi il mondo occidentale avrebbe mano a mano rimosso questo principio vitale,
che sarebbe tornato, guarda caso, alla luce quando? Alla fine dell'Ottocento con Nietzsche, ma anche con un altro grande rappresentante della cultura moderna, fondamentale per tutto il Novecento, Sigmund Freud. Freud che ci parla dell'inconscio, che scopre questa profondità oscura che si manifesta attraverso le forme della coscienza, in qualche modo ripristina il principio dionisiaco. Freud aveva letto Schopenhauer, il quale era uno degli autori a cui guardava Nietzsche come ad un proprio maestro. Quella volontà originaria che è in tutte le cose, una volontà che fa sì che nessuna forma di esistenza sia appagata nel modo in cui di fatto si trova ad esistere. Noi vogliamo sempre altro, ma non solo noi, gli animali, le piante, sono esistenze metamorfiche. Perché? Perché si modificano continuamente in divenire, perché guai a credere che una certa forma possa dire la verità di questa esistenza, di quell'animale, di quell'essere umano. Noi stessi, Freud ci insegna, non possiamo mai dire chi siamo, cosa siamo, perché la vera natura della nostra esistenza, il vero senso della nostra esistenza, sta nel poter sempre essere altrimenti. Ecco, questa è la potenza dionisiaca che Freud riscopre attraverso la nozione di inconscio. Un inconscio che, dice Freud, è la verità di ogni atto psichico, quindi anche di tutti quelli consapevoli. Nietzsche, insieme a Freud, avrebbe contribuito in qualche modo a mostrarci come la stessa creazione artistica vive proprio di questa polarità. Guai a quelle creazioni artistiche che dimenticano una delle due polarità, uno dei due poli, uno dei due principi, quei principi dialettici appunto, che per esempio sarebbero stati letti, tradotti in altro modo da un altro grande intellettuale dell'Ottocento, Goethe, attraverso il principio di metamorfosi. Ma tutte queste nozioni, questi concetti hanno origine in una divinità che in Grecia aveva a che fare con il concetto di Zoè. Nel linguaggio greco, nella lingua greca, natura, importante questo, vita, anzi vita, natura, vita, natura vivente, si dice in due modi, Zoè e bios. Zoè è la vita senza limiti, senza confini, la vita nella forma più indeterminata, il puro esserci delle cose. Mentre il bios, da cui la parola italiana biografia, è una vita che ha già una sua caratterizzazione, che specifica un individuo e lo distingue dagli altri, il bios. Quindi il bios è la zoè che si individualizza, che assume una caratteristica. Dioniso è quella divinità in cui ha ad esprimersi, è la zoè piuttosto che bios. Perché Dioniso, come dicevamo prima, è quella divinità che non tollera, non sopporta nessuno stato, nessun modo d'essere definito una volta per tutte. Non c'è stato. Zoè si contrappone solamente alla morte, al nulla, è l'essere. Zoè è l'essere. Mentre Bios è una forma determinata dell'essere che dice il differenziarsi di un certo essere da un altro essere, ma non si contrappone mai al nulla il bios. Il bios si contrappone sempre ad un altro essere. Mentre questa potenza infinita, indeterminata, che dice uno dei principi fondamentali dell'essersi di tutte le cose, di tutti gli essenti, ha a che fare con il principio che avrebbe poi assunto il volto di Dioniso che ci racconta in una straordinaria opera Euripide, Le Baccanti, quel Dioniso che avrebbe, come dire, trasformato alle radici il mondo greco, avrebbe iniettato questa sorta di veleno scatenante le pulsioni più irresistibili, più animalesche, più selvagge, nella polis greca, Tebe. In quest'opera si racconta di Tebe e del suo re, Penteo, che vedono l'arrivo di questa divinità come un elemento da combattere, assolutamente. Anzi, addirittura Penteo crede che Dioniso sia una falsa divinità, non sia un dio, e vuole smascherarlo, crede che sia un demone che si mascheri da Dio. Dioniso aveva una potenza seduttiva straordinaria. E questo non è a caso, pensiamoci. Perché Dioniso, Zoè,
vita indefinita, principio vitale che mette in movimento tutto, seduceva le donne tebane, perché le conduce sul monte Citerone e le convince a praticare riti orgiastici iniziatici che rendevano queste donne capaci di far venire fuori dalla roccia il miele, il vino, l'acqua, il latte addirittura. Perché? Perché appunto, se ci pensiamo bene, in questo principio vitale dionisiaco viene detta qualcosa che ancora oggi dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo continuare ad ascoltare o reimparare ad ascoltare. Viene detto che cosa? Viene detto che in fondo se qualcosa vive, ecco, questa vita è in radicale contraddizione con qualsivoglia forma questa vita assumerà. E se la polis, la città greca, ha una vita, è un modo di ordinare la vita degli umani, di renderli, come dire, civilizzati, ecco, la polis, pur essendo costretta a dare una legge ai cittadini affinché la vita non sia quella che Hobbes avrebbe chiamato la lotta di tutti contro tutti, homo homini lupus, ha bisogno di creare un ordine, di stabilire delle regole, dei confini precisi. La città non deve mai dimenticare che nel suo cuore più profondo agisce questa pulsione, questo impulso a trasformare continuamente queste leggi. E in genere anche nella contemporaneità i movimenti cosiddetti reazionari sono quelli che hanno paura del cambiamento, che tendono a mantenere l'ordine, mentre i movimenti rivoluzionari sono quelli dionisiaci che spingono al superamento dell'ordine stabilito. Penteo quindi vede in Dioniso un dissolutore, uno che manderà alla rovina la polis. Addirittura viene convinto attraverso un escamotage, un trucco da Dioniso a vestirsi da donna per andare a vedere cosa fanno queste donne in questa collina, in questo monte, il Citerone. Ma Dioniso, ecco la trappola, scatena le donne contro Penteo che era nascosto sotto un albero e lo fa sbranare dalle donne. Interessante anche il modo in cui muore Penteo in virtù di un comando dionisiaco. Come muore Penteo? Sbranato, fatto a pezzi. Cioè il fare a pezzi significa il rompere un'unità consolidata, una forma conseguita, come a dire che quella forma sarà sempre solamente un pezzo della totalità. E quindi fare a pezzi questa pretesa di essere la legge ultima e definitiva della vita degli umani viene mandata in frantumi dalla potenza dionisiaca che ci invita a ricordare sempre che qualsiasi forma noi si possa raggiungere, per quanto perfetta, per quanto aurea, per quanto sublime, sarà sempre un pezzo, sarà sempre parziale, sarà sempre incompiuta. E infatti, come mai Dioniso per Nietzsche è il principio musicale? La musica ha una caratteristica straordinaria, se ci pensiamo. La musica è quell'unica forma d'arte che si offre sempre in forma parziale. Ecco, Penteo sbranato. Noi, quando abbiamo concluso di ascoltare un brano musicale, abbiamo il silenzio. Il brano nella sua compiutezza non c'è più. Per ascoltarlo dobbiamo rapportarci al brano musicale sempre in forma incompiuta e parziale. Godiamo della musica non essendo al cospetto dell'opera nella sua interezza, ma essendo al cospetto della sua parzialità. Ecco perché Penteo viene sbranato, a ricordarci che noi siamo sempre nell'incompiutezza e nella parzialità e solo in questa incompiutezza dobbiamo imparare a riconoscere il principio vitale che mai ci abbandonerà. E quindi ecco che in quest'opera Euripide ci dà una raffigurazione straordinaria che Nietzsche poi chiaramente elabora a modo suo, ma che, come dicevo prima, ritorna poi in molte forme culturali della modernità, non solo la psicoanalisi, Freud che abbiamo già citato, ma pensiamo ai grandi movimenti artistici del primo Novecento, pensiamo al furore dissacratorio del movimento dadaista. I dadaisti guardavano a Nietzsche, i futuristi guardavano a Nietzsche, questi movimenti che vogliono azzerare una storia millenaria, dei canoni consolidati, addirittura non solo azzerando questo o quel canone, ma azzerando l'idea stessa di artisticità.
che, come dire, tende inevitabilmente, per la potenza del principio antitetico, quello apollineo, a fissarsi, ad irrigidirsi, a diventare maniera, manierismo appunto, no? Qual è la forza che ci consente di non, come dire, accasarci, di non impigrirci nel manierismo? È la forza dionisiaca, la forza della musica, di quella musica che non riusciamo mai a tradurre in forma apollinea perfetta. Perché Nietzsche ci mostra molto bene, per tornare al grande Nietzsche, che appunto in questo spirito musicale devono vedere proprio l'archetipo per il loro modo di produrre anche tutte le altre arti, che finché mantengono viva questa musica che non è solo quella che ascoltiamo con le orecchie, ma una musica che è custodita anche dalle forme della scultura, dalle forme della pittura, dalle forme della poesia. La poesia cos'è se non musica? Nietzsche capisce perfettamente questo. La poesia ci dà dei concetti, ci dà delle parole, ma che in quanto poetiche, potremmo dire dionisiecamente, non significano mai quello che significano. Quindi Nietzsche apre veramente un universo. Nietzsche apre la contemporaneità, e siamo nell'Ottocento ancora, apre la contemporaneità e dà modo a tutti i più grandi esponenti delle arti, della letteratura, della filosofia del Novecento di, come dire, rigirare come un calzino una storia millenaria, ma quindi portarci ad una novitas assoluta, tornando all'antico, tornando al pensiero aurorale, quel pensiero fondato su questa figura straordinaria di Dioniso.